Ci troviamo con Carlo Cubeddu, il responsabile regionale degli arbitri dalla Scherma. Ciao Carlo, benvenuto. Ciao, buongiorno a voi. A livello tecnico, questa finale, che cosa hai notato? Allora, questo campionato regionale oggi ha dato modo a me come responsabile degli arbitri appunto di poter visionare al meglio i nostri ragazzi della Sardegna, perché sono stati convocati 7 giovani arbitri, 2 dei quali sono già arbitri nazionali e 3 di questi ragazzi si stanno preparando per poter fare poi a giugno l'esame d'arbitro nazionale. Il livello, diciamo che sta crescendo, il livello sta diventando un buon livello, proprio addirittura è superiore a quello che potevano essere le aspettative all'inizio dell'anno. Probabilmente anche dovuto al fatto che comunque il livello tecnico dei ragazzi è migliorato notevolmente, grazie allo sforzo e al sacrificio dei vari maestri giovani e meno giovani che si stanno prodigando per far sì che la Scherma sia migliore in questi anni. Come si diventa arbitro di scherma? Si diventa arbitro di scherma facendo lo schermidore per tantissimi anni, non per tanti, per tantissimi anni, perché la scherma non è uno sport facile da capire, da comprendere, di conseguenza chi diventa arbitro di scherma è stato un atleta innanzitutto, ha praticato la scherma e l'ha praticata non dico a un certo livello, quello non è necessario, però l'ha fatto per tante volte, cioè ha fatto gare per tanto tempo e ha capito come funziona il regolamento, perché poi per applicare il regolamento, non so se magari le immagini hanno fatto vedere alcune azioni, però non è di semplice, non è come il calcio, che chi segna vince, chi non segna ha perso. La Scherma c'è la convenzione, quindi l'arbitro non è semplicemente lì per dare il punto, ma per ricostruire un'azione schermistica. Insomma, il lavoro dell'arbitro è sempre un duro lavoro. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi e ti salutiamo. Grazie a voi, ciao.